Cordiale buongiorno, siamo a Roccafranca, alla conclusione di questa edizione numero 5 di Franciacorta Olio Cup. Oggi domenica 13 ottobre 2019. Angelo Franzelli, lo indico io, e Pasino Pigoli. Uno è l'organizzatore assieme ad un gruppo meraviglioso che fa capo a Rockabilly, ricordi, mentre invece Pasino Pigoli è il coordinatore di tutto il circuito. Angelo, buongiorno. Oggi era previsto il sole, ma il sole non c'è, ma tutto sommato una nebbiolina, l'ideale come clima e come temperatura per far partire da qui a breve il numero 5, perché sono 5 edizioni come il Franciacorta Olio Cup, quindi Rocca Bike. Beh, diciamo non c'è il sole, però penso che non gli importi molto a questi personaggi qua dietro. No, guarda, anche oggi siamo veramente contenti, l'affluenza è stata veramente importante, spero che vada tutto bene, noi siamo pronti, poi non so cosa dirvi, noi siamo sempre contenti, siamo sempre qua a disposizione di tutti voi e soprattutto dei ciclisti. Per il resto poi se vogliamo fare qualche domanda a questa bella persona qua in parte a noi, molto volentieri, che c'ha la parlantina buona lui. Facile. Allora Angelo, prima di congedarti e di dare la parola ovviamente al coordinatore del Franciacorta Olio Cup edizione numero 5, quest'anno novità sul discorso circuito, sul discorso tracciato, c'è sempre l'isola, tutto sommato non è come l'anno scorso che ha fatto il diavolo a 4 l'olio, quest'anno un po' più tranquillo, un po' più quieto, quindi tutto sommato direi abbiamo ancora quel tracciato dell'anno scorso. Sì, più o meno il tracciato è ancora quello dell'anno scorso. Abbiamo deciso di allungare un attimo il fettucciato qua dalla partenza per cercare di evitare i tappi che si sono creati l'anno scorso, però perlomeno più o meno è sempre quello. Vedo che l'anno scorso si sono divertiti, dall'isola ne usciranno pazzi anche quest'anno per la loro felicità, però vedo che sono stati tutti contenti e quindi abbiamo deciso di mantenerlo. Poi di altre soluzioni non è che possiamo inventarcene qua sul fiume, dobbiamo utilizzare quello che abbiamo. Per adesso è così. Grazie Angelo Franzelli, quindi il format è quello dell'anno scorso, come ha ricordato l'amico Franzelli che è il coordinatore di tutto il gruppo bello coeso attorno ovviamente al cross country di Rocca Bike. Pasino Pigoli, buongiorno. Ben alzato, sei sempre bello pimpante, qui arriva addirittura anche una chiave, siamo in diretta, pochi istanti alla partenza, qui abbiamo i big di tutto il circuito, Fabio Pasquali, Giampaolo Fappani, l'amico Bonaiti, mi dimentico sempre, Bonaiti, sono i leader con altri, questa è l'ultima prova, però loro ne hanno vinte 6, quindi potrebbe diventare diciamo 7, quindi il numero perfetto. Che dire? Un circuito che anche nel quinto anno ha fatto centro. Sì, beh, alla grande, ha fatto centro perché anche stamattina i numeri sono importantissimi, c'erano 250 iscritti ieri sera e stamattina siamo oltre i 280, quindi cosa dire, il circuito non è andato bene, benissimo, contentissimo perché io oltretutto ho provato il percorso ieri mattina, mi sono divertito. Poi a differenza dell'anno scorso sono stati bravi perché hanno aggiunto quel pezzo qua di single track qua dentro qua per la partenza e secondo me l'hanno indovinata in pieno, quindi anche a loro complimenti perché si danno sempre da fare per far sì che tutto vada per il meglio. Per cui adesso finiamo il tutto, facciamo la serata finale e poi sicuramente ripartiamo per l'anno prossimo perché non si molla di un centimetro. Grazie a tutti per la collaborazione, perché il circuito è andato bene anche grazie a loro, perché non sono solo io, perché grazie anche alla collaborazione di tutti sta andando tutto per il meglio. Per cui grazie di nuovo a tutti, grazie a chi ha partecipato e grazie a voi che ci avete supportato per tutta la stagione. Grazie Pasino, però una domanda ancora, pari di premiazione, quindi tutto è diciamo collocato sempre in quel di Timolini di Cortefranca, presso l'auditorium che oramai da alcuni anni è vicino al circuito, ma soprattutto la data, e eventualmente parlano di un'edizione numero 6 2020 con qualche novità. Possiamo spottonarci, caro Pasino? Allora, per quanto riguarda la serata finale è l'8 novembre a Timolini di Cortefranca, ok.
Per quanto riguarda le date siamo ancora un attimino stiamo ancora in stand-by perché ci sono poi non può esserci stravolto qualcosa e dobbiamo ancora trovarci tra noi prima della serata finale. Alla serata finale sicuramente avremo notizie certe, però adesso non mi voglio esporre perché dobbiamo trovarci noi prima e verificare il tutto. A grandi linee dovrebbe essere quasi tutto, rimanere tutto invariato, però vediamo. Bene, allora un grazie a Pasino Pigoli, un grazie ad Angelo Franzelli. Per MTV Channel per il momento è quasi tutto, da qui a breve la partenza di questa XC Cross Country Rocca Bike edizione 2019, quinto anno, ciao! 4, 3, 2, 1, vai ragazzi! Sono partiti i quasi 300 per quanto riguarda questa edizione numero 5 di Cross Country Rocca Bike.
Partiamo subito da Telemaco Giacomazzi per quanto riguarda Verona, per quanto riguarda Avesani, un'ottima, diciamo, gara, ma soprattutto complimenti perché dietro ai mostri sacri come Bonaiti e soprattutto Pasquali, quando si parte alla grande. Sì, sono partiti subito forte come di consueto suo. Piccolo rammarico perché nel boschetto al primo giro li avevo quasi presi, ma quando li prendi poi riaprono e hanno quella marcia in più, anche due, che ti fanno saltare. Poi dietro abbiamo fatto una bella gara e purtroppo posso dire che terzo doveva essere Enzo Gnani. È che è caduta la catena di là, e l'ho aspettato un attimo e poi poverino è scesa qua un'altra volta e io sono andato perché avevo Cattina dietro che è della mia categoria. Comunque un buon terzo posto a una ventina di secondi da Fabio e Luca, sono molto contento. Quindi una conclusione più che degna di stagione per Giacomazzi, ma soprattutto un grande fair play nei confronti della medaglia di legno Enzo Gnani, ma oggi purtroppo era così. Sì, esatto, e se lo meritava lui sinceramente, io lo lasciavo arrivare perché ho fatto tutta la gara a ruota, sono sincero. Lui non è l'ultimo arrivato, si sa chi è un atleta di spessore. E va bene, comunque contento, ultima gara di stagione, adesso fino al 2020, basta, attacchiamo le bici. Grazie. Bene, complimenti allora al veronese Giacomazzi, andiamo all'argento, a Luca Bonaiti di Franciacorta, soprattutto di Paderno, dico bene, quindi il paese delle bollicine, quindi onori al meglio anche le tue origini, questa edizione numero 5 di Franciacorta Oglio Cup. Quindi oramai sono 7 prove concluse e soprattutto il motivo di fondo, la battaglia fra te e quell'imprendibile, quel birichino, quel fuoriclasse che è Fabio Pasquali. Ma sì, vabbè, anche oggi un'altra battaglia, come tante ne abbiamo fatte quest'anno nel Franciacorta, siamo arrivati di nuovo in volata, diciamo che mi pettina sempre ma ce le diamo anche nei giri precedenti, ecco. Comunque complimenti anche a lui. Fu uno dei migliori atleti in Italia sicuramente, stare dietro di lui per me, sono contento così. Fabio Pasquali, 7 su 7, un cammino, una cavalcata, una pedalata continua da lontano, si può dire inizio Franciacorta Oglio Cup, quindi i mesi di marzo-aprile, siamo ad ottobre, una forma sempre in crescendo, hai chiuso al meglio questo bellissimo circuito con un'altra medaglia d'oro al tuo collo e soprattutto, l'ha detto poco fa anche il tuo diretto avversario Luca, l'hai pettinato alla grande, ma lui lo riconosce, sei il migliore a livello nazionale per quanto riguarda il cross country. Beh, migliore no, perché se lui arriva sempre con me comunque è fortissimo anche lui. È un discorso un po', magari sono un po' più veloce in volata, però è un ragazzo che quando ci troviamo davanti fa sempre la sua parte e poi il ciclismo è così, è giusto darsi battaglia fino all'arrivo, ripeto, è tutto l'anno che ci diamo battaglia io e lui, è un ragazzo che rispetto molto su e giù dalla bici. Abbiamo fatto un anno di battaglia così e l'anno prossimo ricominceremo da capo. Lui sicuramente penso che sia come ragazzo il futuro perché noi non siamo più tanto giovani, sono le ultime cartucce. Lui... Diciamolo allora, tu quanti anni hai e quanti anni ha Luca ovviamente? Io 41, lui è un ragazzo giovane e secondo me ha tanto margine di miglioramento ancora. Penso che tra poco sarà dura stargli dietro dopo. Allora abbiamo già il tuo diretto sostituto, Angelo Franzelli, non scappare, vieni qua un attimo, quindi proprio sul campo di Roccafranca da qui a qualche anno vedremo Luca Bonaiti e non più Fabio Pasquali, dico bene? Vediamo, io comunque finché ce ne ho non mollo, poi vediamo. Sei un grande, allora Angelo rimani qui vicino così facciamo un quadretto con il vincitore. Allora Angelo, 2 parole velocissime su questa gara che è stata apprezzata e soprattutto questo fettucciato a bordo arrivo e partenza unico veramente nel suo genere. No, ma veramente contenti e poi era un po' che non vedevo una volata così, gli ultimi 300 metri spalla a spalla, all'interno e all'esterno della curva, è stato veramente bello.
era un po', mi mancavano delle volate così, devo fare i complimenti ai ragazzi perché lui dice che è vecchietto, ma questo qua va avanti ancora 20 anni, questo qua. Angelo, allora i complimenti al vecchietto, ma i complimenti anche al tuo gruppo, il Rockabilly, che ha messo in cantiere come ultima prova di Franciacorta Olio Cup qualcosa veramente di unico, la classica ciliegina sulla torta. Volevamo chiudere in bellezza e penso che ci siamo riusciti sia come partecipanti che come percorso. Fortunatamente è andato tutto bene, non si è fatto male nessuno, i soccorritori se ne vanno via tranquilli senza aver lavorato. Guarda, è la soddisfazione più grossa questa, veramente. Adesso comincio a respirare. Bene, la dice lunga allora sulla bontà organizzativa di Angelo Franzelli, Cristian Beccalossi, Matteo Paneroni e Luca Nava e Alessandro Bisagna, Stefano Archetti e Lele che quest'anno si sono aggiunti e hanno dato una mano grandissima. Complimenti a tutti. Complimenti a tutti. Complimenti a tutti, ma non è la chiusura perché da qui a breve le premiazioni di questa meravigliosa quinta edizione di Roccabike a Roccafranca, oggi domenica 13 ottobre dell'anno Domini 2019. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Ethics Sport, sempre un passo avanti.